net. Un servizio delle Iene mostra uno stimato psicoterapeuta mestrino mentre invita una paziente a prestazioni sessuali durante una seduta. L'ULSS 3 prende le distanze e lo sospende. Sono quasi 300 nel porto gruarese gli investitori che hanno perso tutto dopo essersi fidati di un fondo online che prometteva rendimenti da capogiro, aperta un'indagine della finanza. Neppure la pistola alla cintura di una guardia giurata ha dissuaso i membri della baby gang che staziona di fronte al centro Le Barche dal circondare il malcapitato e riempirlo di calci. Tesissima assemblea pubblica a Santa Maria di Sala, una cinquantina di residenti fa la voce grossa chiedendo al sindaco garanzie sul numero di migranti in arrivo. Residenti del fatiscente palazzo Serenissima in via del Bosco a Marghera esasperati per le pessime condizioni in cui sono costretti a vivere. Appello alle istituzioni. 900.000 veneti, quasi 1 su 5 a rischio povertà, lo denuncia la CGA di Mestre. Tra le persone in gravi difficoltà non solo disoccupati ma anche molti lavoratori autonomi. Sport, basket, sconfitta di stretta misura per la Reyer che in Russia si guadagna comunque la semifinale di Eurocup grazie al +10 dell'andata contro il Novgorod. Buonasera telespettatori di Antenna 3, ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. In apertura l'avete sentito dai titoli, la vicenda di presunti abusi sessuali su una paziente da parte di uno psicoterapeuta mestrino. Sono stati ripresi da un servizio televisivo andato in onda ieri sulle Iene. Sentiamo. Dopo aver subito abusi dal patrigno per 10 anni, Sara ha deciso di provare a sconfiggere i demoni del passato iniziando un percorso con uno psicoterapeuta di via Milano a Mestre. Ma già nella seconda seduta ha capito che nell'approccio terapeutico c'era qualcosa di anomalo. Il caso è stato sollevato mercoledì sera in un servizio delle Iene. Ti devo incanalare energia positiva. Ho detto, ma è suo bene quello? Hai aperto gli occhi o sei rimasta con gli occhi chiusi? Ho aperto gli occhi, lo vedevo davanti, ma non riuscivo a sottrarmi a quello che mi stesse facendo. Non riuscivi a fermarlo? No, ho detto, ma lei è dentro di me però. E lui, sì, ma non stiamo facendo sesso. Quanto tempo è rimasto in quella posizione? Non riesco a dirlo, sinceramente. Scusami per la domanda, lui si muoveva? Sì. Quindi come se fosse un atto sessuale, si muoveva? Solo che si è allontanato dopo un po' per dimostrarmi che non era un atto sessuale. Penso di averlo realizzato solo una volta tornata a casa. Mi dispiace perché mi sono fidata di una persona sbagliata che i miei problemi li ha usati contro di me invece di aiutarmi, perché lui il giorno dopo voleva che io tornassi da lui. Non riuscivo a alzarmi dal letto. E gli ho detto che probabilmente non sarei venuta perché non stavi bene. Perché non stavo bene. A quel punto la donna ha trovato il coraggio di rivolgersi alle Iene che con una telecamera nascosta e la sua collaborazione l'hanno aiutata a immortalare quanto accadeva. Non vuole divertirti, sai? Lei mi ha detto che non è, cioè che non le interessa il mio fisico. Il tuo fisico senza la tua testa non vuole neanche se mi pagassi 1 milione. E in un attimo allunga le mani verso le mutandine di Sara. Non mi deve nemmeno toccare, sì. Perché sei disposto? No, solo che io mi ricordo che lei non ha usato nemmeno la protezione. Ah, sì. Vuoi vedere i miei esami di sangue? Sei come Gandari. Io pensavo oggi che valorizzi quella che ci siamo donati l'altra volta. Cioè, non quel sesso squallido. Poi il blitz delle Iene, dove lui ha negato tutto. Nei giorni precedenti alla messa in onda è stata presentata la denuncia ai carabinieri di Mestre che hanno informato la procura, così come l'ULSS 3 ha inviato una nota sempre alla procura e all'ordine dei medici di Venezia per la valutazione del caso. Il professionista in questione non è un dipendente dell'azienda sanitaria, si legge in una nota, ma un medico convenzionato per l'attività di medicina generale. L'azienda ha di conseguenza disposto la sospensione della convenzione.
E sulla questione è intervenuto oggi anche l'Ordine degli Psicologi del Veneto dicendo che il protagonista in questione non è iscritto all'Ordine degli Psicologi ma a quello dei medici di Treviso, con una specializzazione dichiarata in psicoterapia conseguita all'Università Pontificia. L'Ordine degli Psicologi, laddove provate le accuse, si considera in questa vicenda parte lesa assieme all'intera categoria degli psicologi, è già in contatto con l'Ordine dei Medici e sta valutando qualunque azione legale possa essere intrapresa a tutela dei propri iscritti. Cambiamo la pagina, andiamo a Portogruaro perché sono quasi 300 nel porto gruarese gli investitori che hanno perso tutto dopo essersi fidati di un fondo online che prometteva rendimenti da capogiro, ed è stata già aperta un'indagine da parte della Guardia di Finanza. Sentiamo. La promessa di facili guadagni è stata fatale per decine di investitori incauti che si sono fidati del broker portogruarese Fabio Gaiatto, ora sotto inchiesta per le ipotesi di truffa e appropriazione indebita. Tra le poche certezze di una vicenda ancora poco chiara dal punto di vista giudiziario, il fatto che in molti non rivedranno più i loro soldi, affidati alla società estera Venice Forex Investment con la promessa di rendimenti stellari anche del 10% al mese. A creare il necessario clima di fiducia al passaparola in seguito ad alcune operazioni andate a buon fine nella fase iniziale, come spesso avviene in questi casi. Usualmente i primi entrano e magari riescono anche a uscire, ma gli ultimi sono proprio quelli che non vedono niente e perdono tutto. Un meccanismo collaudato che, pur notissimo tra gli addetti ai lavori, continua a trovare le sue vittime negli investitori meno esperti. La vicenda prende spunto dal famoso marketing mouse to mouse, cioè mi sono trovato bene, vieni anche tu, mi sono trovato bene, vieni anche tu. E in questo accreditamento dal basso si dilaga questa proposta di prodotti fasulli e che poi alla fine non sempre arrivano al capolinea. Una trentina i risparmiatori che si sono rivolti alla Guardia di Finanza o alla Procura di Pordenone denunciando di essere stati truffati, mentre in 277 si sono iscritti al gruppo chiuso su Facebook nato per intraprendere una class action. Le vittime si sono anche radunate in 2 incontri pubblici per stabilire una linea d'azione condivisa. Il punto più grave è che non vedranno più i soldi, perché questi soldi qua, attraverso meccanismi come abbiamo potuto prendere visione, di banche all'estero, di recapiti offshore, eccetera, fanno sì che praticamente seguire il denaro, come si fa in genere anche con la mafia, eccetera, eccetera, diventa pressoché impossibile. Torniamo a parlare del ritorno delle baby gang a Mestre. Sabato ha aggredito un vigilante. La presenza dei lagunari al Candiani da poco più di un anno ha fatto sparire le baby gang che quasi quotidianamente si rendevano protagoniste di aggressioni fisiche e verbali, seminando il terrore. Il problema in realtà si è solo spostato, perché in zona Candiani le baby gang sono sparite, ma ora si trovano al centro Le Barche, dove sabato scorso è esplosa la rissa tra bande con un vigilante della galleria preso a calci, e la piazzetta tra il Tognolo e il Candiani. Gruppi diversi, alle Barche soprattutto stranieri, al Tognolo quasi tutti italiani, ma accomunati dalle stesse caratteristiche, a partire dal consumo smodato di alcolici. Un fenomeno che cresce e che secondo Don Pistolato, che ben conosce queste realtà, andrebbe affrontato alla radice. Se mi permette un accostamento, penso alla dimensione dei bambini soldato dell'Africa, dicono, che scatenano una violenza e una brutalità che credo nell'adulto non si troverà mai. E il bambino, l'adolescente, ha una capacità, potremmo dire quasi una cattiveria, ecco, ma soprattutto un'aggressività senza paragone, quindi da questo punto di vista non c'è nulla da stupirsi, bisogna proprio agire in maniera preventiva proprio perché questo meccanismo non scatti, non diventi travolgente. Parliamo ora di migranti. Ieri sera incontro a Santa Maria di Sala, i residenti hanno chiesto rassicurazioni sui numeri dell'accoglienza al parroco e all'amministrazione comunale. Vediamo. Tra ringa e sfogo, così l'assessore alla sicurezza di Santa Maria di Sala. Però bisogna dare le responsabilità a chi vanno date. Come dice anche Toscano, la politica per tutti i migratori è stata sbagliata. La carica dei 50, salita al primo piano del municipio, si è raggruppata di sera nella saletta consiliare con il sindaco e il parroco del paese. Perché gli altri sì però? Io non lo posso rifiutare. Ma perché gli altri comuni sì e non hanno rifiutato? Secondo me il prefetto, ma questo deve essere già dal governo, deve dire al sindaco
Tu, in base al tuo comune, fai un progetto e sei tu che gestisci dove queste persone vanno messe. Incontro a dir poco esacerbato sull'arrivo dei previsti 25 migranti a Veternigo, frazione di Santa Maria di Sala, tra la preoccupazione e i timori di alcuni residenti nel nome della mancanza di informazioni, dicono. Cose mostruose per i migranti, a Padova, te lo sai che ne avremo 3-4, io sono gente in guerra, presidente in guerra che ha 70-80 anni. Se voglio fare il nuovo schiavismo, disegno in storia che te gli schiavi una volta, adesso gli schiavi, qui li trattai come schiavi, non come persone, perché i cani che vocali li trattai meglio. La richiesta della riunione Fiume in merito ai numeri e gestione dei profughi accolti in una villa privata comprata da una cooperativa di Spinea per circa €500.000, come spiega Flavio Simonato, ex sindacalista della CGIL. Ho timori perché so che le cooperative sono state indagate molte, soprattutto qua in Veneto, perché invece di fare, diciamo così, l'interesse dei migranti fanno anche business. Quali le sue preoccupazioni, signore? Che non ne arriva 25, là che ne sta di più di 100. Con la richiesta del primo cittadino Nicola Fragomeni, incontro destinato a durare in una prossima data ancora da definire. Perché non facciamo una delegazione, 4 o 5 di voi che possono rappresentare tutti, andiamo a fare un giro a vedere cosa, e parliamo anche con i vertici di questa cooperativa, così sentite anche voi con le vostre orecchie, no, di quello che stiamo parlando. Ed ora l'appello dei residenti del Palazzo Serenissima in via del Bosco a Marghera che hanno chiamato la nostra rubrica, lo dico ad Antenna. È dall'83 che io abito qui, ma un degrado come adesso non l'ho mai visto. È un'indecenza, siamo stati abbandonati dall'Ater, proprio non c'è più speranze perché guarda come sono i palazzoni, è una roba, a parte dentro, fuori, di gente che ha buttato le porte, te parlo in veneziano, che ha fatto macello. I residenti del condominio Serenissima in via del Bosco a Marghera sono esasperati per le pessime condizioni in cui sono costretti a vivere da troppo tempo. Qui è tutto marcio, ma questo marcio, prima di arrivare qua, fa all'interno del palazzo, perché arriva prima dall'alto, dall'8º piano, e pian pianino arriva giù, quindi figuriamoci il palazzo come è preso. Ci cadono pezzi vicino alle teste per ora, finora, fortunatamente. Sono caduti pezzi che ormai abbiamo buttato via, ma dei pezzi non di poca pellicola di muro, ma proprio di intonaco, pezzi grossi, parliamo di etti. Tante le segnalazioni all'Ater denunciano, ma mai un vero intervento. Sono 34 anni che viviamo qua. Non hanno mai fatto niente, hanno fatto quel pochino, ma ci hanno proprio abbandonato, siamo proprio disperati. Arrivano e ci dicono sì, facciamo il pezzettino, mettiamo a posto per farci contenti e poi lasciano là. Hanno fatto delle impalcature qui tempo fa perché veniva giù l'acqua all'ultimo piano, ma non hanno concluso niente, hanno speso soldi, ma l'acqua continua a scendere. All'interno del palazzo non ci sono nemmeno le manichette antincendio e ci sono appartamenti vuoti, alcuni in condizioni disgustose, dicono, lasciati così. C'è un appartamento che l'Ater non è mai venuto, non si è mai interessato, abbiamo mandato email questo. I muri li hanno imbiancati con le feci. È morto questo signore, è ancora tutte le finestre aperte e c'è un odore che non si può stare. Ci sono insetti e la signora di fronte ha anche un bambino, non va bene così. L'appello finale che vorrei fare all'Ater, che a questo punto se non vuole più mettere a posto questo palazzo, non vuole più fare niente, quei pochi che rimangono e che pagano, che ci diano una casa da un'altra parte, per vivere meglio, anche per gli anziani, per avere gli ultimi anni di vita, insomma, un po' più piacevoli, no? Non vivere così nell'immondizia, nel degrado. E se anche voi avete un problema come queste persone non esitate a contattare la nostra rubrica, lo dico ad Antenna, i contatti li vedete, redazione @antenna3.it, 0422 02 98 per la segreteria telefonica e 351 1755 340 per i messaggi SMS o WhatsApp. Noi ora ci fermiamo per la pubblicità. A tra poco. E rieccoci in diretta con l'edizione veneziana dei nostri TG. 900.000 veneti a rischio povertà, lo denuncia la CGA di Mestre.
Nel Veneto la situazione è abbastanza pesante, sono circa 900.000 le persone a rischio povertà o esclusione sociale, anche se va detto insomma, che l'incidenza percentuale sulla popolazione è del 18%, nulla a che vedere con le medie oltre il 50% al sud o il dato nazionale che è del 30%. Quasi un Veneto su 5 a rischio povertà. Il numero di persone in pesanti difficoltà economiche è molto più alto di quello dei disoccupati, il che significa che avere un lavoro non mette automaticamente al riparo dalla miseria. Oggi noi abbiamo sacche di occupati, magari parzialmente, part-time, ma soprattutto tantissimi lavoratori autonomi, tantissime partite IVA che in questi ultimi anni di crisi economica sono stati più colpiti dagli effetti appunto negativi della stessa. Una situazione a dir poco drammatica, quella lasciata dalla crisi economica dell'ultimo decennio e dovuta, secondo il centro studi della CGIA di Mestre, al sistema scelto dai governi italiani per mettere in sicurezza i conti dello Stato. Da un lato uno smisurato aumento delle tasse, dall'altro pesanti tagli al welfare e una fortissima contrazione degli investimenti pubblici. In questi 10 anni di crisi noi abbiamo perso oltre 20 punti percentuali di investimenti, fanno sì che questo Paese sconti adesso un ritardo molto preoccupante rispetto ai principali partner economici d'Europa. I sacrifici richiesti alle famiglie e alle imprese non hanno peraltro ottenuto l'effetto sperato. Il rapporto debito-PIL è aumentato in questi anni di oltre 30 punti, attestandosi nel 2017 al 131,6%. Ovviamente bisogna aumentare la base occupazionale, quindi creare posti di lavoro, perché così si distribuisce e si crea ricchezza. E per far questo bisogna mettere nelle condizioni le imprese, soprattutto quelle private, di farlo, perché sono le uniche che possono creare posti di lavoro, in particolar modo le piccole e le piccolissime, quindi bisogna diminuire le tasse e soprattutto, a nostro avviso, bisogna aumentare gli investimenti, soprattutto quelli pubblici. Ed ora lo sport basket, nonostante il risultato finale l'Umana Reyer si è qualificata e ora vola in semifinale. L'Umana Reyer è in semifinale di FIBA Europe Cup dopo una prova di grande maturità in cui gli avversari russi sono riusciti a spuntarla 94-90 nel finale, a qualificazione già certa per gli oro granata dopo il +10 dell'andata. I ragazzi di coach De Raffaele hanno dovuto fare i conti con alcune assenze, ma sono tornati a casa col sorriso sulle labbra, pronti ad affrontare le prossime sfide. Abbiamo giocato una partita spesso in controllo, potevamo limare qualcosa, ma siamo molto contenti di questa qualificazione alla semifinale, perché è la nostra seconda semifinale consecutiva in una Coppa Europea su 3 anni di partecipazione alle coppe, quindi per il nostro club è un motivo di grande orgoglio e voglio condividerlo con i giocatori che stasera ancora una volta si sono sacrificati, a cominciare da Bruno Cerella, che ha fatto credo una partita molto solida, ma devo dire tutti con grande spirito di abnegazione, al di là degli errori commessi, contro una squadra secondo me di qualità che ci ha messo in difficoltà, ma sapevamo che questa sarebbe stata ancora di più stasera una battaglia, e questo è motivo di soddisfazione per tutti, quindi ci portiamo a casa dopo questa avventura una bella qualificazione, ce la godiamo. Ed è tutto per questa edizione. Subito dopo i TG vi ricordo 20:10 ospiti di Ferdinando Avarino, questa sera Massimiliano Barison e Simone Scarabel, consiglieri regionali rispettivamente di Fratelli d'Italia e del Movimento 5 Stelle. È tutto, vi lascio come sempre al meteo. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Prosegue un tempo molto instabile anche nella giornata di venerdì 30 marzo. Sarà perturbato infatti su tutte le nostre regioni. Nel dettaglio sul Veneto piogge sparse, anche alternate a qualche schiarita al mattino. Precipitazioni più diffuse col passare delle ore, anche a carattere temporalesco e di moderata intensità. Vediamo le temperature. Le minime saranno comprese tra 8 e 11 gradi, massime oscillanti invece tra 11 e 18 gradi. Molto instabile anche sul Friuli Venezia Giulia, con piogge diffuse su tutti i settori, anche moderate e con rischio di locali nubifragi in serata. Temperature minime tra 10 e 11 gradi, massime comprese invece tra i 13 e i 17 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, precipitazioni anche forti, soprattutto
nel corso della serata e della nottata. Temperature minime tra 11 e 12 gradi, massime che invece si attesteranno intorno ai 14 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Bonaveno Trattori, da oltre 10 anni concessionario leader in Italia nella vendita e assistenza tecnica delle vendemmiatrici Gregoire, con ampio magazzino ricambi. Gregoire, la vendemmiatrice con la testata di raccolta più efficace e delicata sul mercato a livello mondiale. Venite a scoprire le novità 2018. Vendemmiatrici Gregoire G8 e G3 con il nuovo sistema di pulizia Easy Clean. Bonaveno Trattori, concessionaria vendemmiatrici Gregoire a Pravis Domini, Pordenone. A Pasqua lasciati sorprendere dal gusto, dai sapori e dai colori della tradizione del panificio Garlani. Respira il profumo e assapora le nostre focacce e colombe farcite per tutti i gusti. Delizia il palato di grandi e piccini con le squisite uova di cioccolato realizzate da un vero artista del cioccolato e personalizza le tue sorprese. Buona Pasqua dal panificio Garlani a San Zeno di Cassola. Panificio Garlani, da 45 anni, il gusto della tradizione. Artuso Legnami, azienda leader nella produzione del pannello X-Lam per la realizzazione di case ed edifici in legno. L'azienda crede ed investe nel proprio territorio utilizzando il legno dei boschi veneti certificato PEFC. Costruisci la tua casa con il legno di casa. Tempi di realizzazione più rapidi, grande risparmio energetico, alte prestazioni sismiche e massima libertà di realizzazione. Utilizziamo solo materiale certificato CE e 100% C24. X-Lam è garantito da Artuso Legnami, pioniere della bioedilizia in Italia. Prix ti augura una Pasqua ricca di sorprese. Ad esempio, spaghetti Barilla da 1 chilo a 99 centesimi. Approfittane. Prix conviene. Avete infissi vecchi, non buttateli, non ci sono le guarnizioni, non c'è la vetrocamera, il freddo entra da tutte le parti, ma c'è la soluzione. Restaurarli di qualsiasi età e condizione vi assicuriamo altri 50 anni di vita e con la garanzia Zanatta. Guarnizioni a tenuta stagna, vetro isolante a doppia sicurezza, camera con gas e vetro energy, zanzariere e isolamento cassonetti e tutto in giornata. Non buttare i tuoi infissi, restaurali con Zanatta. Zanatta Vetro e falegnameria Zanatta da più di 40 anni a Montebelluna. Buona Pasqua! La freschezza, la qualità ed il prezzo migliore li trovi da Ali e Aliper. Buona Pasqua dai supermercati Ali e centri Aliper. Fino al 2 aprile scopri le offerte su tantissimi prodotti per la tavola della tua festa. Grande risparmio, con la freschezza, la qualità e la cortesia di sempre. Ali Aliper, migliora la vita. Buona Pasqua! A Jesolo, l'Egitto in mostra. Una grande mostra che ti porterà alla scoperta di mummie e sarcofagi, a ripercorrere il misterioso mondo dei faraoni e dei riti funebri fino a scoprire la tomba di Tutankhamon. Aperto tutti i venerdì, sabato e domenica. www.mostraegitto.com. L'ora esatta è offerta da Cenedesi Arredamenti, produzione artigianale italiana, a San Bartolomeo di Breda. I gestori di un pub di Vittorio Veneto pestati brutalmente da un cliente marocchino ubriaco dopo che avevano rifiutato di dargli ancora da bere. La rabbia delle vittime.
Mai gay nella mia lista, il Duce è stato un grande statista. Le parole di Giancarlo Gentilini alla Zanzara di Radio 24 ieri sera riportano le polemiche attorno allo sceriffo. Il processo Veneto Banca e il suo trasferimento a Treviso, paura per il rischio prescrizione, i risparmiatori, il fondo del governo, unica speranza. Ennesimo incidente sul lavoro nella Marca, operaio straniero di 34 anni perde l'equilibrio da una scala e cade da 6 metri, è grave, in ospedale. Frode fiscale scoperta dalla finanza a Treviso, arrestato un imprenditore cinese, fatture false per oltre 3 milioni di euro, decine di prestanome, molti erano in realtà camerieri. Bracconiere bloccato dalla polizia provinciale per l'installazione di trappole per uccelli, l'uomo aveva addestrato i cani a segnalare la presenza degli agenti, ma non è bastato. Bullismo, fenomeno strisciante tra i ragazzi nelle aule scolastiche, le parole di un preside, tra gli studenti c'è ancora troppa omertà. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. L'avete sentito dai titoli, in primo piano la cronaca con il brutale pestaggio dei gestori di un bar di Vittorio Veneto da parte di un avventore ubriaco, ma sentiamo cosa è successo nel primo servizio. Questi sono i miei capelli che praticamente ho, non so se si vede, qua 2 punti. Invece io per staccare lei mi sono preso, per rivincolare nella confusione, mi sono preso un pugno nell'occhio e un calcio nella schiena. Dopo sono riuscito a spingerlo fuori e ho chiuso il cancello e sono arrivati i carabinieri, l'ambulanza. Porteranno per diverso tempo i segni della violenza efferata di un marocchino ubriaco cui hanno negato da bere. Verso le 1:30 è arrivato un marocchino e era allegro, andante, e ha chiesto da bere. Io mi sono rifiutato di dargli da bere e lui ha detto me lo prendo, ho delle bottiglie esposte e si è stappato una bottiglia. Lui ha cominciato a insultarmi e allora a quel punto ho chiamato i carabinieri. Lo straniero, per nulla intimorito, ha atteso i carabinieri che, dopo averlo identificato e avergli fatto pagare la birra, lo hanno allontanato dal locale. Tutto inutile. Appena i carabinieri hanno svoltato l'angolo, lui ha tentato di entrare, mia moglie ha detto no, tu non entri, e gli ha tirato, aveva la bottiglia di birra ancora in mano, gliel'ha tirata nella testa. Io sono riuscita a togliergliela, mi è arrivato un altro pugno in piena fronte, l'ho spinto e non so neanche come ho fatto, sono riuscita a spingerlo quasi fino a metà piazzale. Poi lo straniero afferra la donna per la testa e gli strappa i capelli, mentre con un pugno tramortisce il marito che con altri avventori presenti cercava di bloccarlo. Pochi minuti e il marocchino tenta la fuga in bicicletta, subito bloccato dai carabinieri tornati precipitosamente sul posto. È libero perché l'hanno visto ancora in giro, è fuori, però non so. E adesso come vivete? Ma purtroppo adesso è cambiata dopo 35 anni. Ubriachi ne vedi sempre, però mai, ma soprattutto picchiare una donna. Questo mi ha sconvolto. Adesso hai un po' più paura la sera perché il locale chiude alle 2 di notte, sai che da mezzanotte in poi non sai più chi arriva. Ma secondo voi la convivenza è possibile? Certamente, assolutamente no. Il problema si pone su quelli che sono appena arrivati e che non hanno la più pallida idea di come viviamo noi e pensano di poter fare, anzi pensano e sanno di poter fare quello che vogliono, perché purtroppo qua in Italia noi come italiani non siamo tutelati. E tra i primi a portare solidarietà ai gestori del pub picchiati l'ex sindaco di Vittorio Veneto e segretario della Liga Veneta Gian Antonio D'Arè. Sentiamo. Ma è l'ennesimo episodio di violenza da parte di stranieri. Adesso si sta instaurando un nuovo governo a Roma, deve prendere atto di questa situazione, quindi via con le espulsioni. Chi fa i delinquenti in Italia sconta la propria pena nel suo paese d'origine e questo sarà molto più duro per loro, perché sappiamo benissimo che le prigioni italiane in confronto sono un albergo a 5 stelle. Senta, altro fatto invece, questa notte momenti di violenza anche via Bindoni a Treviso. Oggi in Consiglio Comunale alcune famiglie vogliono incontrare il sindaco perché non ne possono più. Ma c'è un sindaco a Treviso che si chiama Giovanni Manildo, prenda per mano questa situazione, visto che anche in campagna elettorale faccia vedere che è un po' di destra.
E proprio quindi la questione di Via Bindoni avete sentito approdata in Consiglio Comunale che è tuttora in corso. Ci colleghiamo quindi subito con Palazzo dei 300 dove vedo già in collegamento Lucio Zanato. Buonasera Lucio, a te la linea. Buonasera Marta, buonasera ai nostri telespettatori. Sono con il consigliere Daria Campora perché i residenti di Via Bindoni non hanno voluto partecipare in video a questo collegamento in diretta per paura di ritorsioni, quindi è un problema diciamo davvero difficile in quell'area di Treviso, in una città piccola, sentire che sono ritorsioni, quindi problemi, insomma fa un po' pensare. Ma immaginate che in questa via Bindoni appunto c'è una densità di persone, di famiglie, di etnia rom e sinti che è quasi il triplo di quella degli italiani. Cosa hanno chiesto? Mi hanno affidato una lettera da leggere in Consiglio Comunale, riferendomi appunto al sindaco e all'assessore alla sicurezza, una lettera carica di disperazione, carica di paura, perché queste persone vivono costantemente nella paura e nella difficoltà. Ma e il sindaco cosa ha risposto? Il sindaco si è preso l'impegno martedì dopo Pasqua di andare a trovarli e loro hanno detto che lo porteranno casa per fargli vedere quello che tutti i giorni vivono. Secondo lei si troverà una soluzione a breve? Guardi, se si trova una soluzione a breve sarebbe bene, però dubito che lo si faccia. In ogni caso noi vinceremo le elezioni, Mario Conte sa benissimo della situazione, è a conoscenza e quindi si è fatto carico di risolvere assolutamente questa questione e non trasformare più in un ghetto determinate zone della città, perché è invivibile. Ecco, grazie. Allora intanto un altro argomento, sempre qui in Consiglio Comunale, sono state le dichiarazioni di Giancarlo Gentilini alla Zanzara, dichiarazioni forti, sentiamole nel prossimo servizio. Ormai? Cioè, ormai li sopporto. Li sopporto, perché dice delle cose terribili quest'uomo. Non facciano esibizionismo. Ah, quello no. Quale esibizionismo? Questo, per cui se torni lui di nuovo esibire il fascismo e quella è una cosa incredibile. Se torni di nuovo in Consiglio Comunale dici il Gay Pride a Treviso, niente. Ma certamente. Il ritorno dello sceriffo in tutti i sensi, rinvigorito dall'accordo che ha siglato la pace con la Lega per la corsa a Cassugana, tornato alla ribalta anche nazionale dopo la telefonata di Salvini. E l'immancabile stuzzicata della Zanzara riporta sul palco anche le parole che più negli anni hanno alimentato le bufere. Rapporto mai idilliaco con i gay per Gentilini. Nella lista non ci sarà qualche gay? No. Credo di no. Non ci sono omosessuali nella tua lista, lo possiamo dire con certezza, non c'è nessun omosessuale. No, certo, te lo posso dire. Sicuro, Nessuno? Chi fa parte della mia lista, sì. Ti dico, sì. È come i raggi X. Cioè che vuol dire come i raggi X? Cioè che devono essere perfetti. Puri di mente e di corpo. Per cui gay non ce ne possono essere, dici? No. Frasi destinate a riportare la tempesta e proprio a pochi giorni dal suo ritorno alla ribalta, come l'ammirazione sempre manifestata per Mussolini. Sì, è stato un grande statista che poi è stato travolto da dei compagni da Hitler, eccetera. Vabbè. Ma c'è spazio anche per il presente e al governo. Il futuro è in mano giovane, dice, non a Berlusconi. Di Maio e Salvini devono andare assieme a braccetto, credo che questa sia la soluzione, trovando una convergenza su certi argomenti come quello immancabile sull'immigrazione. C'è una migrazione biblica, favorita anche purtroppo dalle gerarchie ecclesiastiche. Purtroppo, hai capito? Vuoi che ti dica una previsione? Dimmi, fammela, che l'Italia sarà islamizzata. Addirittura, come sarà islamizzata? Che c'entra? Ecco, quindi, perché la razza del Piave, aveva 8, 9, 10 figli, hai capito? Allora, dichiarazioni davvero scioccanti per certi versi, quelle di Giancarlo Gentilini che si è fatto sentire alla Zanzara. Le avete commentate anche qui in Consiglio Comunale. Michele Neri, consigliere, ha preso la parola per dire che in un primo momento certe dichiarazioni possono far sorridere, dette da Giancarlo Gentilini. In realtà sono dichiarazioni inaccettabili e che mi fanno rabbrividire e spaventare, dette nel 2018 a Treviso. E penso che le persone non possono essere messe in categorie di serie A e serie B, quindi se ho la pelle bianca, se sono cristiano, se ho orientamenti sessuali che vanno bene a Giancarlo Gentilini sono di serie
serie A, se ho la pelle nera, se ho un orientamento sessuale che non gli va bene, non sono sana e bella, ma sono una cittadina di serie B. Lei poi ha terminato con una battuta. Sì, quello che non mi ha fatto dormire veramente stanotte è veramente un dubbio. Come farà Giancarlo Gentilini a verificare chi è gay e chi non è gay nella sua lista? Invece una cosa che va verificata è la data delle prossime elezioni amministrative, perché pare che per il calcolo delle campagne elettorali, quindi 60 giorni, già si slitti al 10 giugno. E con questo restituisco la linea allo studio. Grazie a Lucio Zanato per questo collegamento in diretta da Palazzo dei 300. Noi proseguiamo con il telegiornale, torniamo a parlare del crack di Veneto Banca e della preoccupazione delle associazioni dei risparmiatori che lanciano un appello: aderite al più presto al fondo di ristoro finanziario. Sentiamo. Le norme attuative stanno per essere scritte, quindi stiamo aspettando il no paletti al fondo che abbiamo proposto. Ecco, faccio appello di fare la preadesione, perché bisogna fare l'insinuazione al passivo, bisogna farla entro il 23 aprile e tutti i risparmiatori devono fare la preadesione, perché è l'unica ancora di salvezza per essere rimborsati. Nel domani non v'è certezza, ci mancava solo il trasferimento del processo Veneto Banca da Roma a Treviso per cominciare a pensare male, cioè che la prescrizione dei reati contestati ai pochi potenti incomba sulle spalle dei molti cittadini e imprenditori sbancati dalle banche venete. Sicuramente la giustizia lenta non è mai una bella giustizia, anche comunque vada a finire la cosa. Subito dopo Pasqua, il 4 aprile a San Vendemiano, Treviso, e il 6 aprile a Mestre, ci saranno 2 incontri pubblici di informazione sulla scrittura in corso in Parlamento delle norme attuative. Intanto ai risparmiatori veneti non resta che tentare almeno di aderire al fondo di ristoro finanziario. Si può fare una preadesione tramite l'associazione, che tra l'altro ha una piattaforma che unisce tutte le principali associazioni che hanno aderito a questa nostra proposta, e soprattutto chiediamo al legislatore che non vengano messi paletti al fondo, nel senso che la procedura deve essere semplificata. Incidente sul lavoro questa mattina intorno alle 11 in un'azienda di Motta di Livenza. Un operaio di 34 anni si trovava su una scala quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso l'equilibrio facendo un volo di 6 metri. Vista la dinamica si è pensato subito al peggio, immediata la chiamata al SUEM che ha stabilizzato l'uomo e lo ha trasportato all'ospedale di Treviso. L'operaio non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita, certamente in corso per scongiurare possibili danni vertebrali. Ed un'altra notizia di poco fa, un incidente stradale che si è verificato a Maserada in via Piave nello scontro tra 2 vetture. Una persona è rimasta seriamente ferita e trasportata all'ospedale di Treviso. Ora la frode scoperta dalla Guardia di Finanza, arrestato un imprenditore cinese, sentiamo perché. Frode fiscale di una società che avrebbe utilizzato fatture false emesse da ben 41 imprese cartiere, cioè imprese che a nostro avviso operano esclusivamente su un piano cartolare. Era così strutturata la frode fiscale scoperta dalla Guardia di Finanza di Treviso nell'operazione Dragone. Un imprenditore cinese, 40enne, residente nella Marca e titolare di 2 bazar di abbigliamento e prodotti per la casa, sempre nel Trevigiano, è stato arrestato ieri ed è ora ai domiciliari perché, secondo gli elementi raccolti dai finanzieri, avrebbe utilizzato oltre 3 milioni di fatture false per frodare il fisco, evadendo IVA per oltre $500.000 e abbattendo l'imponibile. Le fatture sarebbero state emesse da parte di 41 società fantasma, senza sede, dipendenti, mezzi e locali idonei allo svolgimento di una qualsiasi attività imprenditoriale, per operazioni mai realmente effettuate. Le aziende cosiddette cartiere erano riconducibili ad altrettanti cittadini cinesi, residenti nelle province di Padova, Venezia, Firenze, Milano e Brescia, molti dei quali in realtà camerieri e ora indagati per aver emesso tra il 2013 e il 2016 le fatture false
false a favore dell'imprenditore arrestato. Le Fiamme Gialle di Treviso hanno già sequestrato complessivamente beni per 850.000 euro e merce esposta nei 2 bazar di proprietà del quarantenne. Complessivamente è stato disposto il sequestro preventivo di beni e denaro per oltre 1.200.000 euro. È importante soprattutto indagare al fine di recuperare tutti quei beni che sono stati illecitamente accumulati, quindi il sequestro è fondamentale. Trappola in un bosco a San Zenone degli Ezzelini, bracconiere denunciato dalla polizia provinciale. Cenerentole comunque nel castello delle regioni più ricche d'Italia, nella classifica dei redditi in base alle dichiarazioni IRPEF 2017. Ecco, no, c'era un errore nel servizio, vediamo quindi quello relativo al bracconiere denunciato dalla polizia provinciale. Non è stato un lavoro semplice quello della Polizia Provinciale di Treviso per smascherare un bracconiere che da mesi in un boschetto tra le colline di San Zenone degli Ezzelini aveva installato delle trappole per la cattura degli uccelli, anche perché il bracconiere le aveva pensate davvero tutte per evitare eventuali controlli, compresi i cani addestrati a segnalare l'arrivo degli agenti. Ma stavolta gli è andata male. All'alba di lunedì gli agenti della Polizia Provinciale sono riusciti a scoprire l'ennesima trappola. Tra le frasche, attraverso una breccia d'entrata quasi invisibile, era stata tesa una rete con 2 aste laterali, trappola mortale per i volatili. Nascosti, gli agenti hanno atteso l'arrivo del bracconiere. L'uomo è stato bloccato, perquisito e denunciato per il reato di uccellaggione. Sequestrati diversi strumenti impegnati dall'uomo per le attività di bracconaggio. È il secondo caso in breve tempo. L'altro giorno la Marca era rimasta scioccata alla notizia di una cerva incinta, uccisa e smembrata da un bracconiere a Santa Lucia di Piave. Ci fermiamo ora per la pubblicità, linea alla regia.